Benvenuti ad AgriNews, informazioni, scadenze, notizie, utilità del settore primario del Veneto. Oggi vi parliamo dell'importanza delle api, dalle quali dipende l'ambiente, il nostro cibo e l'agricoltura, argomento trattato recentemente anche al Vinitaly. Le api diminuiscono, minacciate dall'utilizzo di pesticidi, perdita di habitat, monoculture, parassiti, malattie e cambiamenti climatici. Se le api muoiono, a farne le spese sono l'ambiente, il nostro cibo e l'agricoltura. Non producono solo miele, dalla loro opera di impollinazione dipende un terzo degli alimenti che consumiamo abitualmente, il 75% delle nostre principali colture agricole. Grazie alla stretta relazione con le piante a fiore, le api svolgono il fondamentale ruolo di conservazione della biodiversità e di salvaguardia dei territori. CSQA Certificazioni ne ha parlato al Vinitaly con un focus sulla certificazione biologica e Biodiversity Friendly Beekeeping, che rappresentano gli strumenti concreti per contrastare il declino delle api e per offrire ai consumatori la possibilità di scegliere miele e prodotti apistici derivanti da un'apicoltura rispettosa del benessere delle api e dell'ambiente. Focus sulla rinaturalizzazione dell'area del Po. La Giunta regionale del Veneto ha approvato una delibera nella quale la Regione, insieme all'autorità di bacino del fiume Po, l'Agenzia interregionale del fiume Po, Regione Piemonte, Regione Lombardia e Regione Emilia-Romagna, interviene, come previsto dal PNRR, per favorire e riattivare i processi naturali lungo il fiume, per il recupero della biodiversità, per la salvaguardia delle risorse idriche e la riqualificazione delle aree abbandonate. Focus ora sulle nottue, farfalle che arrivano da lontano, che creano non pochi disagi alle coltivazioni, dalle quali però è possibile difendersi. E questo è il periodo in cui monitorare le nottue, le farfalle notturne spinte dai venti del sud, capaci però di danneggiare intere colture una volta raggiunta la quarta fase di sviluppo. Il modello previsionale di Veneto Agricoltura consente di capire in quanto tempo si sviluppano e quindi quando il quarto stadio dannoso è presente in campo, e quindi diamo indicazione con un anticipo di 5-7 giorni agli agricoltori su dove andare, quando andare, per capire se ce ne sono tante, se superano la soglia di danno e quindi se è necessario intervenire tempestivamente. Per lo spazio PSR, Programma di Sviluppo Rurale Regionale, vi parliamo oggi dei bandi a sostegno dello sviluppo rurale regionale approvati dalla Regione, che coprono un importo che supera i 50 milioni di euro. In particolare ricordiamo che sono stati attivati 15 milioni di euro per diffondere tecniche di coltivazione per favorire un utilizzo appropriato dei fitonutrienti e della risorsa idrica, mitigando allo stesso tempo le emissioni che alterano il clima originate dalle attività di fertilizzazione. Grande attesa riposta nel nuovo bando per la conversione dell'agricoltura biologica, che vuole ampliare la platea di imprese bio ed estendere ulteriormente le superfici coltivate con pratiche biologiche. Per finire, la cucina applicata ai prodotti di stagione locali con lo chef Alessandro Mazzone. Oggi siamo qua per presentarvi un piatto della nostra cultura veneta, il risotto primavera. Abbiamo utilizzato il radicchio di Chioggia IGP, il radicchio di Treviso tardivo rosso IGP. Adesso andiamo a mantecare e ad impiattare un pizzico di pepe, un po' di sale, dell'olio extravergine di oliva dei Colli Euganei, formaggio, in particolare abbiamo usato un grana padano, sempre veneto, non utilizziamo burro. Terminiamo con una spuma di Asiago Stravecchio. A questo piatto invece abbiniamo un fantastico vino dei nostri Colli Euganei, per cui da terre vulcaniche, ed è in particolare il Moscato Giallo IGP del Veneto. Buon appetito! Per il fine settimana si prevede il passaggio rapido di un fronte da nord nella giornata di sabato. Il tempo sarà in prevalenza stabile fino a venerdì, mentre sabato aumenterà la probabilità di precipitazioni irregolari, in alcuni casi anche accompagnate da rovesci o temporali. I quantitativi di pioggia saranno generalmente modesti e quindi non in grado di risolvere l'attuale stato di siccità. Da domenica il tempo tornerà bello ma fresco. Le temperature infatti saranno in aumento fino a sabato, ma da domenica in temporaneo calo, senza però comportare rischio di gelate.
Grazie a tutti per l'attenzione, appuntamento alla prossima puntata di AgriNews.